L'Istituto Comprensivo Anna Frank e Fontanelle insieme per una iniziativa che tende a valorizzare il quartiere. Da ieri e fino al 30 aprile il noto artista siciliano Salvo Ligama realizzerà 3 murales nell'area interna agli istituti scolastici e uno nella piazzetta adiacente la via Alessio di Giovanni, una delle strade principali di Fontanelle, a 2 passi dalle scuole, dove sorgerà a breve uno spazio dedicato anche ai bambini disabili. L'isola dell'Allegria è il nome scelto per dare vita al nuovo parco giochi, grazie soprattutto alla disponibilità dei professionisti che fanno parte del comitato di quartiere di Fontanelle, tra cui l'architetto Roberto Gallo, che ha redatto gratuitamente il progetto. Il nome dato allo spazio in uno degli angoli più in vista di Fontanelle vuole essere anche un augurio perché si possa veramente tutti quanti stare in allegria all'aria aperta senza più divieti. Tornando all'iniziativa dei murales, c'è da dire che essa rientra nell'ambito del progetto Fontanelle Lab, per il quale l'Istituto Anna Frank, vincitore del bando Scuola Attiva alla Cultura, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero per i beni e le attività culturali. I giovani del quartiere avranno modo di assistere alla realizzazione dei murales, così come hanno fatto ieri davanti al plesso Vincenzo Reale. Si vuole in pratica trasformare lo spazio urbano in un vero e proprio quadro d'autore grazie all'arte contemporanea che approda a Fontanelle con il talento di Salvo Ligama.